Ampliamento dell'aeroporto Marco Polo per far atterrare 21 milioni di visitatori l'anno entro il 2037, sostanzialmente un volo al minuto. Un nuovo terminal crociere a Porto Marghera con nuovi scavi di canali in laguna. Un'altra stazione ferroviaria a Santa Marta, quella attuale a Santa Lucia, è già frequentata da circa 82.000 persone al giorno. Due nuovi mega alberghi da 770 camere al tronchetto, presumibilmente con una capacità di circa 1500 posti, nuovi approdi di lancioni Gran Turismo dalla terraferma a Venezia. Sono solo alcuni dei progetti o delle ipotesi di progetto per i prossimi anni con cui la città si presenta all'esame della Commissione UNESCO, che dovrà valutare ancora una volta cosa si stia facendo per limitare un'invasione turistica arrivata ad oltre 30 milioni di persone l'anno. UNESCO deve ascoltare i cittadini e deve ascoltare le associazioni, perché così solo può immergersi in quella che è la vera Venezia e non quella raccontata dall'amministrazione. Il racconto dell'amministrazione è molto bello, ma non è vero, cioè è un racconto che serve a vendere Venezia e Venezia è già stata venduta abbastanza. Il giorno di ricevimento delle associazioni è giovedì, 5 minuti a testa, ci dicono. Le opposizioni in Consiglio Comunale hanno inviato una lettera formale per essere ricevuti. Tutta la città insieme invece si presenta assieme ad alcune associazioni. L'UNESCO deve dare 0 a Venezia perché di 5 richieste che ha fatto sul turismo, sulle abitazioni, sui progetti futuri, sulle navi fuori dalla laguna, Venezia non ha fatto nulla di positivo in questi anni, 0. Fino a quanto si può spremere ancora il limone? A Venezia ci sono solo 104 ettari di spazio pubblico urbano, cioè di strade e campi percorribili. Ciò significa, calcolatrice alla mano, che nelle zone centrali si arriva ad una media di 2,16 metro quadro a turista. Gli affitti di libero mercato sono molto alti e non si trovano neanche case più in affitto, perché adesso ai proprietari conviene comunque affittare ai turisti. L'ultima volta Venezia si è salvata per un voto del Giappone sulla base dell'introduzione del biglietto d'accesso, ma nei primi 11 giorni di ticket sono entrati mediamente 6.345 turisti in più dell'anno precedente. Se continua così sarà un parco al tema mal gestito, mal non gestito. Se invece si farà qualcos'altro potrà ricominciare a essere una città con una serie di politiche a favore sia dell'abitazione ma soprattutto del lavoro anche per le giovani generazioni.